Intraprendere un viaggio nelle ville venete, che in gran parte furono frutto del genio di Palladio, è come scegliere di vivere in un altro tempo. Oggi sono vere e proprie imprese che realizzano la formula vincente del Made in Italy: arte eccelsa, ambiente naturale e gastronomia di inarrivabile qualità, in perfetto stile italiano. Questa villa ha una ragione d'essere come tutte le altre grandi ville del Veneto, che sono oltre 4.000 e sono state costruite in circa 3 secoli, in cui Venezia e Vicenza, ma soprattutto Venezia, ha cominciato a pensare alla terraferma e a decidere di sfruttarla in un modo sistematico, organizzato. L'agricoltura nasceva in quel tempo. È strano, ma anche per me, in fondo, essere vissuto, questa casa è sempre stata abitata dalla nostra famiglia. È da 5 secoli che la famiglia Marcello, dopo averla costruita, vive in questa casa. È una delle rare ville ancora vissute dalla famiglia di origine, ancora abitate e che è sempre stata abitata durante la storia. Tutto il mobilio, tutti gli oggetti, tutto ciò che si trova all'interno della villa in fondo sono segni e pezzi che ognuno di queste persone per quasi 16 generazioni ha lasciato all'interno della casa. E io stesso la vivo come probabilmente 3 secoli fa la viveva un mio antenato, in modo però libero, diretto: è casa mia. Non è un luogo strano e assurdo dove io sono finito a vivere. Per cui questi luoghi per me sono e nascondono segreti, scoperte, gioie, dolori, come per chiunque la propria casa nativa. La particolarità ovviamente è che siamo in un luogo straordinario. Questo però negli anni, se forse da ragazzo è stato difficile, adesso lo riscopro tutti i giorni, e quello che mi dà di più sicuramente è l'ampiezza di visione, la capacità e la bellezza di avere queste lunghe viste, questi grandi ambienti. Ti apre la mente e ti permette di pensare più in là di noi, più in là anche di questa casa ovviamente, più in là della nostra vita, a delle idee che vanno indietro nella storia e vanno lontano nella storia, devono andarci. Villa Contarini, che si trova a Piazzola di Brenta, in provincia di Padova, è una villa carica d'arte e di storia che si è lasciata plasmare nel tempo fino a diventare una reggia con un parco di forte impronta paesaggistica. La reggia di Piazzola del Brenta non era però destinata ai re. A goderne, con sfoggio di magnificenza, furono i patrizi della Serenissima Repubblica di Venezia per feste e cerimonie di rappresentanza. Finita l'epoca d'oro veneziana, la villa ha avuto vari passaggi di mano fino al 2005, quando l'ha acquistata la Regione Veneto, che l'ha aperta ai grandi eventi culturali e al godimento del pubblico. Percorriamo insieme il lungo corridoio, quasi 100 metri, interamente affrescato, fino alla famosa Sala della Musica. Per molti, con i suoi 3 piani in alto che fanno da cassa armonica, il luogo migliore al mondo per ascoltare un concerto.